tutti e ben ritrovati ancora una volta. Anche oggi parliamo di una ricetta veneta. In questo caso sono i biscotti zaetti veneziani, che sono dei biscotti appunto tipici di Venezia. Si chiamano zaetti, che vuol dire giallo, perché il loro colore deriva dall'utilizzo della farina di mais fioretto nell'impasto, che oltre a dare questo colore particolare e caratteristico, li rende anche particolarmente friabili e granulosi. Gli ingredienti che poi andremo ad utilizzare sono appunto la farina di mais fioretto, la farina normale, quindi di tipo 0, anche integrale, potete utilizzarla, lo zucchero, il burro che deve essere a temperatura ambiente, un uovo, dell'uvetta che avrete fatto ammollare una mezz'ora in un po' di grappa, la buccia grattugiata di un limone non trattato, mezza bustina di lievito, il sale e un po' di latte. Iniziamo partendo dalle farine, che andranno messe appunto insieme in una terrina, e andremo a setacciare insieme alle farine anche il lievito. Ne basterà comunque mezza bustina perché sono dei biscotti, quindi non è che devono lievitare particolarmente. Ecco. Ora che le farine si sono piuttosto amalgamate, andiamo ad aggiungere lo zucchero e un pizzico anche di sale. Io solitamente uso lo zucchero di canna e un pizzico di sale. Continuiamo con l'aggiunta del burro, che deve essere a temperatura ambiente, quindi già un pochino morbido, magari lo tagliate anche a pezzettini perché deve essere appunto lavorato insieme alle farine. Lo lavoriamo un pochino prima di continuare ad aggiungere il resto degli ingredienti. Ora continuiamo con l'aggiunta dell'uovo. Ora è il turno dell'uvetta, che quindi andremo un attimino a strizzarla, togliere la grappa in eccesso, e andiamo ad aggiungere appunto agli ingredienti anche l'uvetta, e subito dopo aggiungiamo la buccia grattugiata di un limone non trattato. Grattugiatelo leggermente perché non deve andare ad inserirsi la parte bianca della buccia, perché renderebbe amaro l'impasto. Abbiamo aggiunto appunto allora il limone grattugiato oltre all'uvetta. Andiamo a assemblare sempre il tutto e poi andiamo ad aggiungere un po' di latte. E la quantità la dovrete un pochino regolare voi in base alla consistenza che riuscite ad ottenere, perché poi devono essere lavorati con le mani questi biscotti, perché hanno una tipica forma a losanga che appunto bisogna fare con le mani. Potete anche farli eventualmente di qualsiasi altra forma, poi vi piace. Io li sto lavorando, sto cercando di dare più o meno una forma a losanga. Ecco, quando li mettete sulla piastra del forno con la carta forno appunto, non metteteli molto vicini l'un l'altro perché poi lievitano e quindi si gonfiano. Ora abbiamo terminato di prepararli, li mettete in forno a 170 gradi per una trentina di minuti, poi controllate comunque in base al tipo di forno che avete, devono essere dorati per essere poi sfornati e sono pronti. Eccoli qui, i nostri zaetti veneziani sono pronti. Io vi consiglio, quando si saranno raffreddati, di spolverizzarli con un po' di zucchero a velo e di gustarli con un buon passito veneto. Vi ringrazio intanto di seguirmi e vi aspetto alla prossima video ricetta, e seguite anche la nostra app, la nostra pagina di Degusta e Scopri il Veneto. Ciao, grazie!